È giovedì 10 agosto, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi incontreremo un collega giornalista diventato scrittore grazie al Covid, poi cercheremo di capire il fenomeno della barbimania e ancora vedremo le due facce di Lampedusa tra migranti da una parte e turisti dall'altra. Lampedusa che è stata nelle cui acque c'è stata l'ultima tragedia gravissima, 41 migranti morti dei quali 3 bambini, mentre i sopravvissuti 4 sono rimasti per giorni in balia del mare in tempesta e hanno visto sparire man mano i loro compagni di viaggio tra le onde mentre loro erano aggrappati a dei gommoni e poi sono stati grazie al cielo salvati da imbarcazioni di passaggio. Save the Children accusa, quest'anno sono più di 2000, soltanto quest'anno le vittime del Mediterraneo, più di 2000. E sempre ieri a Lampedusa ci sono stati altri 6 approdi con 152 persone salvate. Vista dall'alto sembra quasi un puntino. È la carretta in ferro sulla quale sono stati trovati i 4 migranti sopravvissuti all'ultimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Ma era troppo piccola e fragile anche l'imbarcazione sulla quale viaggiavano con altri 41 compagni di traversata, tutti morti. Si è capovolta facendoli finire in mare, tra le vittime anche 3 bambini. Ci siamo aggrappati alle camere d'aria, raccontano i superstiti. Lo hanno fatto anche tanti altri dopo che il barchino si è capovolto a causa di una violentissima onda. Ma con il passare del tempo, forse ore, abbiamo visto i nostri compagni di viaggio prima allontanarsi, trasportati dalle forti correnti del mare, e poi sparire, inghiottiti dalle onde. C'era, raccontano ancora, una barca di ferro vuota e l'abbiamo raggiunta. Su questa barca senza motore sarebbero rimasti 5 giorni, in mezzo ad onde alte 3 metri. Provati e sotto shock si trovano ora all'hotspot di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Si allunga l'elenco delle vittime. Save the Children stima che oltre 2000 persone siano morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo dall'inizio del 2023. Questi numeri, prosegue l'organizzazione umanitaria, rischiano di far diventare quest'anno il peggiore in termini di vittime dal 2016. Si tratta, dice Save the Children, di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e povertà estrema che stanno pagando con la vita il sogno di un futuro possibile per sé e per i propri figli, in assenza di canali sicuri e legali di accesso in Europa. Nel frattempo nessuno fa niente se non parlare, tranne personaggi come quelli che incontreremo tra poco. Ci collegheremo con Lampedusa e avremo con noi Ignazio Schintu, che è il direttore delle operazioni di emergenza e di soccorso della benemerita Croce Rossa italiana. Adesso parliamo di carovoli, perché la cosiddetta compagnia low cost Ryanair ha respinto il decreto del governo per moderare le tariffe dei voli da e per le isole e giudica spazzatura la denuncia del presidente Schifani contro i cartelli delle compagnie alleate per alzare i prezzi. Spazzatura, ha detto, del presidente della regione. Secca la replica del governatore, spazzatura è fare subire naturalmente ai siciliani tariffe sproporzionate. Botta e risposta tra la di Ryanair e di Wilson e il presidente della regione Schifani, con l'intervento per sedare gli animi del ministro Urso. Partiamo dal principio. In un'intervista Wilson, parlando del caro voli e del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, lo definisce ridicolo, illegale, che interferisce con le leggi del libero mercato. Deve essere cancellato e se non verrà cancellato, minaccia, ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia. Wilson nega di essere parte di un cartello sui voli per Sicilia e Sardegna e ci va giù pesante. Non mi lascio insultare. E riferendosi alle parole di Schifani, dice spazzatura, nient'altro che spazzatura. E mentre il ministro Urso di fronte a questa querel apre alla possibilità di modificare il provvedimento, Schifani insorge. La D di Ryanair spieghi ai milioni di siciliani se non è scandaloso l'atteggiamento di chi approfitta di una situazione di mancata concorrenza, direi quasi di monopolio, per vessare un'intera popolazione con prezzi esorbitanti
abitanti. Spazzatura, quindi, sbotta, sono certe condotte che abbiamo segnalato all'antitrust per ben 2 volte. Spazzatura e fare subire ai siciliani prezzi spropositati per Natale o agosto. Schifani avrebbe potuto incontrarlo se avesse dato segnali di voler ridurre le scandalose, così le definisce, tariffe della sua compagnia. Ma l'arroganza di quel vettore, dimostrata oggi anche dalle offensive dichiarazioni del suo capo, hanno impedito qualunque tipo di mediazione, dice. E Wilson ne ha pure per il ministro Urso. Le persone che lo stanno consigliando non sanno nulla del settore aereo, non sanno nulla di economia. Se aumenti l'offerta, diminuiscono i prezzi, ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno da un'altra parte, ha detto. Se il decreto dovesse rimanere così, nessuna nuova rotta in Italia, voleremo di più verso la Spagna. Angelo, ne parlano i siciliani, i quotidiani siciliani? Non solo quelli siciliani, Michele. Intanto però vediamo un quotidiano siciliano, è La Sicilia. Come possiamo vedere in questo approfondimento, caro voli, l'Unione Europea all'Italia chiarisca sulla stretta, scintille, come abbiamo anche sentito, Ryanair, Schifani, la D della compagnia low cost, una norma ridicola e illegale, le accuse di cartello con ITA, spazzature, il governatore è duro, spazzatura e vessare per l'appunto i siciliani. Questo è quello che scrivono stamattina sulla Sicilia, e il tema viene ripreso anche dalle pagine interne, gli approfondimenti di Repubblica Nazionale, perché vedi il caso, quello che scrive Repubblica, il retromarcia sul caro voli, l'Unione Europea e le compagnie aeree mettono Urso all'angolo, quindi c'è un approfondimento. Il decreto dell'Italia è degno dell'URSS, i prezzi dei biglietti giù se ci sono più posti, lo capisce anche Harry Potter. Ma che aria spocchiosa che ha questo qua, eh? E poi c'è la replica del ministro, stupiscono le parole del manager irlandese, dice che i viaggiatori non sono profilati, ma anche gli USA indagano su questa vicenda. Questa è la situazione. I precedenti comunque a proposito, diciamo, di provvedimenti riguardano anche altre vicende come quella dei muti, i benzinai, i taxi, insomma ci sono temi caldi del momento. Sono tanti davvero. Questo è il tema caro voli. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, che torna in apertura a occuparsi della stangata banche, uno stress test per il governo, c'è alta tensione, extra profitti, Meloni insiste ma Forza Italia si smarca e chiede delle modifiche al provvedimento che è stato varato. Poi dall'altra parte c'è la fotonotizia che è, diciamo, il tema vero del giorno poi a livello nazionale e non solo. La domanda che si fa il quotidiano della Sicilia è: fino a quando? La domanda è questa: ennesima tragedia nel canale di Sicilia, barchino alla deriva, annegano in 41 i superstiti, li abbiamo visti morire. Un'altra storia davvero brutta che arriva dal mare, un mare che purtroppo sta diventando una sorta di cimitero. Il Mediterraneo ormai è teatro quasi quotidianamente di queste vicende. Poi ci sono le strategie che riguardano, diciamo, il rilancio anche dell'Etna Valley, strategie sui chip per l'Etna Valley, previsti 118 milioni più bandi per 900, quindi significa che l'Etna Valley, la zona, diciamo, l'high tech della zona industriale di Catania, potrebbe in qualche modo essere rilanciata, avere nuove spinte. Si torna anche sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia su Matteo Messina Denaro, IPM dice sapevo dove erano tutte le telecamere, e intanto il boss si trova in rianimazione. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Poi gli altri approfondimenti che riguardano anche la provincia di Catania. Si torna a parlare dell'Etna, vedi, ci sono delle foto che ci fanno vedere che cosa succede sulle strade, e c'è chi pulisce, perché nelle foto vengono riportate la pulizia del territorio dell'Etna da una delle tante micro discariche che si formano ad opera di incivili. Qui a fianco la pulizia di alcune strade, il territorio di qui Belpasso, liberare le strade dell'Etna dall'assedio dei rifiuti. Anche nella zona della Miria qualcuno ha scaricato rottami e scarti di ogni genere, deturpando il paesaggio tipico. Ci sono poi le parole anche del sindaco di Belpasso. Insomma, non è certamente un bel vedere, anzi tutt'altro, assolutamente. A proposito invece della vicenda
migranti. La Sicilia stamattina ha una notizia sugli affari che vengono fatti sulla pelle dei migranti, 25 arresti, un duro colpo ad un'organizzazione africana che accompagnava a pagamento donne e bambini al di là delle Alpi. Questo per via terra, non via mare. Quindi diciamo che il business, perché questo è un vero e proprio business, certo, non conosce, diciamo, né confini marittimi né confini terrestri. Nei mezzi di movimento, mare, montagna. Da qualsiasi parte, insomma, si cerca di lucrare sulla pelle di questi poveri che scappano dalla guerra, dalla fame e come abbiamo visto e come stiamo vedendo, aggrappati alle camere d'aria c'è il racconto, abbiamo visto i compagni a negare, ennesima strage con 41 morti, la Schlein serve un Mare Nostrum italiana e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente. I dati del Viminale sono davvero devastanti numericamente, perché oltre il doppio rispetto al 2022 i migranti, 58.000 partiti dalla Tunisia, con il quale il nostro governo e non solo, l'Europa tutta ha fatto anche un accordo, ma evidentemente questo accordo anche di tipo economico, con sostegno economico. Però fino a questo momento mi pare che non ci sono assolutamente risultati. La Sicilia è la regione con il numero più alto di migranti arrivati, 78.122. L'anno scorso pensa erano stati 35.126. Siamo ad agosto, ancora ci sono 4 mesi abbondanti dell'anno. Quasi il doppio. E quindi vedremo quali saranno gli altri numeri. Questa diciamo la Sicilia di Catania. Adesso vediamo la prima del giornale di Sicilia, che apre proprio ancora occupandosi dei migranti. La strage del mare continua, si ribalta l'ennesimo barchino fra la Tunisia e Lampedusa, 41 migranti morti, fra cui 3 bambini, il tragico racconto dei 4 sopravvissuti salvati da una motonave maltese. Questo è il dato. E poi ancora vedete c'è questa discussione anche ripresa dal giornale di Sicilia, Ryanair, ira sul decreto, Schifani, siamo vessati, insomma il botta e risposta tra la D di Ryanair e il nostro governatore della regione siciliana. Poi c'è una vicenda che è tutta siciliana e che riguarda la sanità siciliana, l'elenco dei manager della sanità, scintille pure in commissione. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno lasciato i lavori, ha approvato una risoluzione contraria alla divisione degli aspiranti dirigenti in 2 liste, ma non è vincolante per la Giunta. Insomma, c'è una discussione su quelle che sono le attribuzioni. Qui siamo in Regione Sicilia. Regione Sicilia, l'attribuzione dei manager della sanità siciliana. Vedremo, avrà certamente risvolti questa vicenda. Poi ancora da Caltanissetta, un'azione truffata da finti carabinieri. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, che c'è un protocollo addirittura per evitare diciamo le truffe, prima la telefonata, poi la visita in casa, sottratti gioielli per 10.000 euro a questa signora anziana. Che gentaglia, mamma mia. Ad Agrigento, razzismo contro una chef del Senegal, una coppia ha lasciato il ristorante, il gestore dice episodio inquietante. Anche questa è una brutta storia. E ancora, prima di lasciare il giornale di Sicilia, Messina Denaro sotto osservazione in ospedale dopo l'intervento in rianimazione. Vigile legale, valutiamo l'istanza di scarcerazione. Queste sono le parole del legale di Messina Denaro. Adesso la prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica, che ha un focus sulla città intanto di Palermo e l'Eternit in primo piano. In una via del centro la bonifica può attendere. I residenti segnalano la presenza di amianto e il comune non può intervenire, l'aspetto effetti anche dopo anni. Una cosa gravissima, perché l'amianto è proprio dannosissimo. E possiamo leggere qualcosa in più: decine di rifiuti pericolosi abbandonati sulle strade e negli spazi pubblici. In via Mariano Stabile 2 contenitori di Eternit da mesi sono sul marciapiede dove passano anche i turisti. A Palermo è allarme dunque amianto, quindi dopo la diossina adesso anche l'amianto, però il comune non ha, dice, i soldi per pagare le ditte specializzate per smaltire l'amianto, e parla l'assessore Mineo: a settembre la raccolta speciale riprenderà, mentre per l'ingegnere ambientale Viviani sono veleni possono creare problemi di salute anche dopo molto tempo, quindi pericolosissimo. molto pericoloso. Poi
ancora vedete una storia, più storie riguardano il reddito di cittadinanza, cinquantenni senza reddito, dormiremo per strada, questo è quello che raccontano in questo focus che poi prosegue anche nelle pagine interne. Di Messina Denaro si parla anche, il duello con i PM, sapevo, i posti delle telecamere, una sorta di sfida. E poi sulla città di Palermo, sindaco e giunta si raddoppiano lo stipendio, qui leggiamo, magari proveremo ad approfondire, ma si torna a parlare anche del naufragio, l'ultimo, quello che abbiamo raccontato, noi in balia del mare, quello che raccontano i superstiti che sono adesso nell'hotspot di Contrada Imbriacola. E poi diciamo, per quanto riguarda la sanità, parliamo di sanità, stamattina l'abbiamo già visto con altri quotidiani, manager della discordia, la lista per la sanità mina la maggioranza, gli autonomisti di Lombardo minacciano le barricate sull'elenco dei maggiormente idonei, alla fine la risoluzione che impegna la giunta e state vedendo, insomma, ci sono... È un Ferragosto piuttosto caldo, non solo da un punto di vista climatico, per la giunta Schifani. Questo per la sanità siciliana. Poi ancora torniamo adesso sulle prime pagine, è quella della Gazzetta del Sud, e allora il tema stavolta in primo piano è quello del braccio di ferro sul carovoli. Treni in Sicilia, saranno realizzate 79 carrozze negli Intercity notte, e la DID Ryanair attacca, come abbiamo detto, il decreto italiano, Schifani replica a tono, l'Unione Europea chiede dei chiarimenti a Roma. E ancora Lampedusa, altro naufragio, 41 morti e 4 superstiti. E in tema di vicende, per quanto riguarda invece più strettamente le vicende locali, Messina 60 telecamere per riprendere chi si libera dei rifiuti, e quindi la lotta ai rifiuti continua a 360 gradi. Poi ancora l'incidente mortale, sì, parliamo ovviamente di cronaca, a Santa Teresa di Riva, avvenuto a Lascari, domiciliari al pilota Giuseppe Nucita. E ci sono poi anche le vicende che riguardano più diciamo vicende nazionali, 3 fonti bollenti per la Meloni, la tassa sugli extra profitti, il salario minimo, la collocazione della destra in Europa. Questo è, diciamo, il tema dopo la stangata alle banche. La Premier le punzecche, dice, e c'è tensione con PD e Movimento 5 Stelle, ma anche con Sinistra Italiana. E poi l'abbiamo letta questa notizia sulla Sicilia di Catania, tecnologia e futuro, semiconduttori, Sicilia in prima linea, la sfida al Chips Act, l'hub della ricerca di Catania è tra i punti di forza della sfida, nella sfida italiana al Chips Act, ovvero il tentativo dell'Unione Europea di assicurarsi il controllo delle nuove strategie, delle nuove, diciamo, tecnologie. Questi sono milioni che arrivano. 800 milioni di investimento sono previsti per lo sviluppo dei sistemi informatici e dei semiconduttori, e la Sicilia stavolta sarà centrale, non dobbiamo perdere assolutamente questa occasione. Fermiamoci qui per quanto riguarda i quotidiani siciliani, tra poco quelli nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Questa è Buongiorno Sicilia, sono Michele Cucuzza. Qui Angelo Gagliano, buongiorno. Mitico Gagliano, che ora ci fa un po' di rassegna stampa nazionale. Diciamo che intanto non ci discostiamo moltissimo, Michele, dai temi che abbiamo visto finora, perché quanto accade evidentemente nel canale di Sicilia, nel mare, diciamo, che attorno alla nostra isola, viene ripreso anche dal Corriere della Sera. Affonda il barchino a Lampedusa, strage di migranti, altra terribile storia, morti in 41, sono anche 3 bimbi tra le vittime. Come vedi c'è questa foto che la dice, ci fa capire quale sia la desolazione, no, di questi barchini che si trovano in mezzo al mare senza motore. E guarda la gomma, no, attraverso la quale si sono salvati questi 4. Esattamente, questo è il racconto che fotografa benissimo, veramente. Un'onda ci ha travolti, quella raccontata. È la testimonianza, l'onda ci ha travolti, è arrivata quell'onda che ci ha travolti, siamo finiti in acqua, abbiamo visto i nostri compagni di viaggio inghiottiti dal mare, questo è il terrore che ha negli occhi, ecco le voci di chi ha creduto proprio di morire, racconti davvero drammatici. E poi il tema delle banche, che torna a essere centrale sempre per quanto riguarda la politica italiana. Banche, il governo va avanti
migranti, Meloni tassa sui ricavi ingiusti, li chiama ingiusti, la Meloni scintille sul salario minimo. Il vertice a questo punto è a rischio perché la Meloni è già intervenuta sulla vicenda e ha fatto chiaramente capire che quasi marcia indietro rispetto a quell'incontro che sembrava aperto. Si pensava si potesse quello raggiungere. di domani, ne Esatto. avevamo parlato ieri. E invece pare che non sarà così, gli istituti riducono le perdite in borsa, Salvini il prelievo servirà per aumentare stipendi e anche le pensioni, quindi con questi soldi si dovrebbe dare una mano, come diciamo l'altro giorno c'era un titolo, insomma, il governo Robin Hood in qualche modo si ruba ai ricchi per dare ai poveri. E poi ancora decreto sui voli, critiche dall'Unione Europea e Ryanair dunque attacca non solo diciamo, il governatore Schifani ma anche il nostro governo. E poi vediamo un po', c'è una notizia che arriva dall'Ucraina, si può trattare con la Russia ma mai al tavolo con lo zar. Dice bene, Kuleba, che è il ministro degli esteri. Esattamente. Quindi, insomma, però trattare senza Putin mi pare francamente un pochettino complicato. Ecco. In Russia è impossibile, credo. E poi ancora il formato Jeddah dice come via di pace, probabilmente potrebbe essere quello il canale dove... Sì, perché lì c'era la Cina, come giustamente osservavi tu qualche giorno fa. E quindi potrebbe essere una soluzione o comunque un tentativo per risolvere questa vicenda che ormai insomma sembra irreparabile. Le divisioni del centrodestra, perché c'è il fantasma di Le Pen dietro a tutto, c'è un ultimatum di Salvini a Forza Italia ma anche a Fratelli d'Italia, nessun veto all'alleanza nell'Unione Europea con la destra francese e con quelle austriaca e tedesca. Meloni in un angolo, dice Repubblica, esattamente, che era costretta a scegliere tra le ombre nere dell'estremismo sovranista e l'abbraccio con i popolari. Questo è quello che descrive in vista delle europee dell'anno prossimo. La Premier intanto frena sul salario minimo, le opposizioni inutili a questo punto vedersi e quindi potrebbe... No, ma pare che abbiano deciso alla fine di incontrarsi lo stesso, c'è stato un momento in cui hanno pensato di non andare poi. E speriamo insomma che si raggiunga comunque un accordo, si trovi una soluzione. Ucraina, Paletta dice secchiello e bombe, riapre la spiaggia di Odessa ma la situazione è quella che è. Quindi incredibile, hanno riaperto la spiaggia. Hanno riaperto la spiaggia ma il rischio chiaramente è che possano arrivare dei missili, delle bombe, dei droni. Certo, gli ucraini sono incredibili, un popolo straordinario. Veramente. Riescono a fare sembrare normale la guerra. I migranti, si parla anche di migranti, 41 morti al largo di Sfax, lasciati per giorni nella tempesta. Sono i racconti evidentemente dei superstiti a farci il punto. E poi, sempre la storia di De Angelis, diceva ma io di Bologna non so nulla. Ora non sa nulla. No, l'avrebbe detto, pensa, in un interrogatorio rilasciato nel 93 ai magistrati, così scrivono i giornali, improvvisamente poi... Però in quel post ha detto che Mambro, Fioravanti, gli altri estremisti di destra non c'entravano. Non c'è, questo insomma è quello che vengono riportate le sue parole. Ora siamo alla Stampa, a una fotografia, anzi due fotografie che ci dicono davvero tanto. Da una parte senza cure, dall'altra parte senza pensione. Oddio, e che sono? E perché? È stato tradito, dice la Stampa, il diritto alla salute e poi la bomba sociale sui giovani, perché pare che chi oggi ha 35 anni sarà costretto a lavorare fino a 74 anni prima di poter andare in pensione. Questa è la sintesi di quello che sono le due notizie in prima pagina. Poi Meloni, banche utili ingiusti, salario minimo e già scontro, la Premier soglia gli stipendi controproducenti, Conte, una fake news. Insomma, le posizioni sono molto chiare. Questo incontro di domani insomma, non sortirà grandi effetti. Non nasce sotto i migliori auspici. I migranti abbandonati in mare, a Lampedusa un barchino alla deriva, ci sono 41 vittime. E poi ancora una volta le parole della D di Ryanair. Solo in URSS il tetto ai prezzi. Il tetto ai prezzi. Questo è quello che scrive stamattina la Stampa. Altre prime pagine, adesso le riflessioni che arrivano da Avvenire, contro la deforestazione l'intesa sboccia e già appassisce, perché pare che il vertice che è stato fatto a proposito della riforestazione di quella che era il più grande polmone
del mondo, della nostra terra, forse non si riesce a trovare l'accordo per l'Amazzonia e quindi dovrebbe finire tutto in un nulla di fatto. Poi c'è una notizia che arriva da Lisbona: dopo l'Eucaristia c'è una guarigione inspiegabile di una sedicenne alla giornata mondiale della gioventù. Ci vedo, la telefonata dal Portogallo, scuote la sua famiglia, una liceale di Madrid affetta da un grave disturbo visivo refrattario alle esattamente cure. E pare che sia improvvisamente guarita da questa malattia. Adesso ci vede, sapremo di più più avanti. Una morte annunciata, scrive stamattina il Avvenire, altro naufragio di un barchino, 41 morti, 4 sopravvissuti salvati dopo giorni in mare. Le ONG avevano lanciato l'allarme maltempo e una richiesta di soccorsi per 20 carrette, quindi pensate un po' quello che succede. Poi borsa in recupero, Meloni difende la tassa, mentre Unione Europea e Ryanair fanno delle critiche sui voli, come l'Unione Sovietica, come in URSS, praticamente come l'Unione Sovietica. Questa è la prima pagina di Avvenire. Adesso il Messaggero, che parla la strage dei migranti sulla barca senza motore, perché questo tema delle barche senza motore è ricorrente. Abbiamo visto che c'è stato un arresto, ci sono stati gli arresti perché c'erano questi pirati che toglievano i motori ai barchini. Bisognerà vedere se questa barca è stata assaltata oppure no, oppure lasciata lì praticamente senza nessun tipo di galleggianti per chi si imbarca, niente. C'era soltanto qualche diciamo gomma e forse qualche salvagente. Qualche copertone. Morti in 41 al largo di Lampedusa, erano partiti dalla Tunisia. E poi Ryanair all'attacco del decreto sui voli, il ministero, voi speculate, ecco le prove. Ci sarebbero le prove secondo quello che scrive stamattina il Messaggero. È quello che dicevo prima, allarme giovani, in pensione solo a 74 anni, un dossier che riguarda gli under 35. Un report lancia l'allarme: i giovani con meno di 35 anni dovranno lavorare in media fino a quando ne compiranno 74. Questo è quello che aspetta ai nostri ragazzi. Governo banche, l'ora del dialogo, Meloni difende la tassa, margini ingiusti, istituti pronti ad alzare i rendimenti dei depositi, salario minimo no di Palazzo Chigi, c'è un'alternativa, Calderone, il confronto sarà leale. Vedremo se sarà veramente così. E poi vedete, Miro ha preso il patentino, stiamo parlando di figlio di Sinisa, mio padre mi guiderà fino in A, io un altro Mihailovic in panchina. Una bella storia. Davvero bella. I tribunali tornano nei piccoli centri, fondi dalle regioni, e quindi probabilmente ci saranno alcune sedi che verranno riaperte. 10 anni fa erano state soppresse. Governatori ci servono, copriamo noi i costi, quindi c'è voglia di riportare i tribunali sul territorio. Adesso il Giornale, Meloni non cede, Tajani media, extra profitti delle banche, la Premier bene l'imposta sui margini ingiusti, il segretario di Forza Italia, norma da riscrivere con attenzione. E poi si parla anche del naufragio, ancora muoiono in 41 sulla tratta dei pirati del Mediterraneo. L'ultima follia del patron di Ryanair, scrive stamattina il Giornale. L'ultima follia, non di Mel Brooks, ma del patron di Ryanair. In Italia leggi da Unione Sovietica. E bello questo titolo. Presa di posizione netta da parte del Giornale. Adesso vediamo anche il Fatto Quotidiano, vediamo cosa scrive. Non ha ancora capito cos'è il salario minimo, quindi è stata bocciata. Non è foto, Meloni bocciata. Foto pazzesca, non l'hanno presa. Lo demolisce con fake news e domani riceve le opposizioni, quindi è un attacco probabilmente al fatto che ancora, secondo il Fatto Quotidiano, il concetto di salario minimo non è stato pienamente compreso. Comunque quella foto è proprio emblematica dello scetticismo. Se tu vuoi fare una foto sullo scetticismo, eccola là. C'è la Meloni. E quindi abbiamo letto anche il Fatto Quotidiano. Siamo adesso sul Tempo. Reddito di cittadinanza, non torniamo indietro, sono le parole della Meloni. Ribadisce la linea dopo la protesta a Napoli provocata dalle parole di Fico. Il Premier, lavoro c'è, sono previste 1 milione di nuove assunzioni. Operazione Verità di Calderone, sostegno perso a 200.000, stiamo già intervenendo, quello che scrive stamattina sul Tempo. Dobbiamo frenare le partenze, si parla ovviamente in questo caso di questo è quello
che ogni tanto sbuca questa aspirazione a frenare le partenze e poi non ci riesce nessuno. È difficile assolutamente fare tutto questo, e poi attenzione che quella che stiamo vivendo, quella che ci avviamo a vivere la notte di San Lorenzo, chi vede stelle cadenti realizza i desideri. E Osho che dice: ma perché me l'hai detto? Ora il desiderio non si avvera più. Vabbè, tanto avevo chiesto che il PD vincesse le elezioni, figurati. Quindi insomma, terribile. Stamattina cattivissimo Osho. Se la vede la Schlein questa vignetta stamattina, non sarà sicuramente contento. Il caffè, va bene. Ci fermiamo qui, Michele. D'accordo, facciamo una breve pausa e vediamo il tempo. Ci rivediamo subito dopo. Buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Giornata di giovedì all'insegna dell'alta pressione dominante sul nostro territorio, con cielo sereno, al più qualche disturbo sui rilievi del Friuli Venezia Giulia. Sulla Sicilia sarà una giornata all'insegna del sole in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno e terso per l'intera giornata. Ventilazione debole sostenuta solo sul canale di Sicilia. Temperature massime diurne che non saranno particolarmente alte, punte massime fino ai 32-33 gradi nelle ore centrali della giornata. Non cambia poi lo scenario meteorologico neanche nella giornata di venerdì. Tempo che continuerà a mantenersi stabile, con clima estivo e con ampi spazi soleggiati. Anche in questa giornata cielo sereno e limpido. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Allora, il nostro ospite è Simone Russo, scrittore, autore di questo bel libro, già dalla copertina ci mette allegria. Simone è l'animatore, racconti di un capovillaggio, che sei stato anche capovillaggio, oltre a essere un giornalista, un collega, collaboratore della Sicilia. Ma la cosa incredibile di Simone è che ha scritto questo libro, Simone è l'animatore, edizione Acquaria, eccolo qua, l'ha scritto durante il Covid, in una situazione di particolare, ce lo vuoi raccontare? In una situazione surreale, perché nel 2021 sono stato uno dei tanti italiani a risultare positivo al Covid, però tra l'altro sono stato uno dei primi siciliani a avere la variante Delta, quindi per andare a fare l'isolamento, perché io allora abitavo con i miei genitori, per andare appunto in un luogo tranquillo ho scelto una casa disabitata, una casa senza utenze, perché era chiusa da 8 anni, quindi senza acqua, senza luce, senza gas. Senza luce? Senza luce e senza gas, soprattutto. E io mi ricordo quell'estate c'era caldissimo 2 anni fa, e quindi ero lì chiuso in questa casa che non potevo fare nulla, perché immaginate che per caricare il cellulare dovevo scendere in macchina con l'accendisigari della macchina. Cioè, ho vissuto questa situazione per 41 giorni, perché io sono rimasto positivo 41 giorni. Caspiterina. E invece di dare di matto è uscito questo. Complimentissimi. Che cos'è questo? Questo è un libro che ha fatto bene a me, perché appunto in quelle condizioni, per non impazzire, ho preso un foglio e una penna e ho cominciato a buttare giù 10 anni di vita da villaggio, perché nella mia vita precedente da ragazzino sono partito nei villaggi, sono partito come animatore, poi mi sono formato la mia equipe e sono diventato un capo animatore, quindi in quel momento ho detto butto giù i miei momenti positivi, perché prima di questa pandemia il termine positivo era un termine bellissimo, essere persone positive era veramente un qualcosa di speciale, quindi ho detto io adesso sono positivo, ma da positivo racconto i miei momenti positivi, lo stesso termine però con 2 significati totalmente diversi. Da positivo a positivo davvero. Esatto. E quindi è un'autobiografia un po'. Sì, sono in pratica 10 anni di mia vita nei villaggi in giro per l'Italia, tutto quello che non si vede perché il pubblico, gli ospiti quando arrivano vedono la parte davanti, la facciata davanti della vita da villaggio, qui si racconta tutto quello che succede dietro ed è tutto vero. Cioè, nonostante ci siano racconti incredibili, ma è tutto vero. Ci sono anche personaggi che hai incontrato. Senti, ma senza rivelare troppo della trama, tu è vero che a un certo punto avevi simpatie particolari per Jerry Calà, che è un personaggio. Tutto è nato lì perché io da ragazzino guardavo Professione Vacanze, che era appunto questo telefilm. Guardate, sì, col mio libro in mano tra l'altro, perché comunque c'è un bel rapporto, c'è una bella amicizia con Jerry e proprio si inizia questo, perché io tramite Professione Vacanze mi sono innamorato al mondo dell'animazione. Professione Vacanze. E ho detto voglio iniziare anch'io questa vita da villaggio e sono partito. La cosa bellissima che quando sono partito ho detto ai miei genitori non è
vita per me, fra una settimana torno a casa, invece sono passati 10 anni, sono trascorsi 10 anni. Senti, Chieri che ha fatto quando ha saputo del libro? Ma lui è stato contentissimo, infatti mi ha spedito questa foto con il libro in mano, mi ha detto la puoi utilizzare come vuoi, perché ovviamente lui si è sentito, fra virgolette, emozionato che tutto questo è partito tramite il suo personaggio di Enrico in Professione Vacanze, e io nel mio piccolo spero di esserci riuscito. Beh, sicuramente. Senti, altro personaggio con cui hai legato è Simone Russo. Scusami, è Omar Pedrini. Sì, Omar Pedrini tra l'altro è citato in questo libro, e noi qualche settimana fa a Verona ci siamo scambiati gagliardetti, perché in questo libro io parlo di Omar Pedrini, il leader di Timoria, e lui nel suo libro parla di Catania e parla anche di me, quindi ci siamo ritrovati senza saperlo all'interno dei nostri libri. Ma come è nato il legame fra di voi? Io l'ho intervistato per il Quotidiano della Sicilia qualche anno fa, in una nota libreria qui a Catania, e presentava il suo album, e da lì non ci siamo mai persi. Bello. Sì. E quindi lui nel libro, che si chiama La locanda dello Zero Rock, parla di Catania e anche di me. E io cito una sua canzone che è La follia, perché qui c'è un po' di follia per fare animazione. Vabbè, con un pizzico ci deve essere in tutto questo. Senti, però tu sei uno che non si limita, perché sei arrivato al Papa, al Presidente, raccontaci un po'. Sì, questo libro è finito nelle mani di Sua Santità, di Papa Francesco e del Presidente Mattarella, perché comunque è un progetto a cui sono molto legato, perché dietro c'è anche un bel po' di beneficenza intorno a questo libro, e quindi l'ho voluto spedire a Papa Francesco e al Presidente Mattarella, che entrambi mi hanno risposto. Non l'avrei mai pensata questa cosa, di vedere nella buca delle lettere una lettera con Città del Vaticano e poi col logo del Presidente dello Stato, in cui mi piace sottolineare che il Papa, oltre ovviamente a unirsi nella preghiera con me, sottolinea che c'è bisogno in questo momento storico di fare beneficenza, nel momento dove veniamo da anni difficili, c'è bisogno di aiutare chi è meno fortunato di noi, aiutare il prossimo. E detto dal Papa, sinceramente, è tanta roba. È importante. E tu, infatti, ricavato di questo libro lo devolvi a un'associazione che si occupa di clown terapia, perché io l'ho scritto in quei 41 giorni che ero da solo, totalmente da solo, non riuscivo a capire perché a 30 anni mi trovassi in quella situazione, quindi ho pensato a quei bambini che sono ricoverati negli ospedali catanesi, che non si sa per quale motivo loro non lo possono neanche immaginare, quindi questo libro diventerà un naso rosso, una parrucca rossa, per appunto portare sorrisi all'interno degli ospedali catanesi. Poi sei andato in giro negli ospedali? Sì, certo, ed è una cosa che io consiglio a tutti, perché è un'emozione forte. Cioè, donare un sorriso a noi non costa nulla, assolutamente nulla, però vedere quei bambini, che poi tra l'altro la clown terapia si fa anche per le persone adulte, non solo per i bambini, vedere nei loro volti per 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora un sorriso, per me è un obiettivo importante. Che bello, davvero. Mattarella che ti ha detto il Presidente? Il Presidente Mattarella mi ha ringraziato, anche lui, perché comunque il principio di tutto è la beneficenza. Anche lui, Mattarella, mi ha sottolineato, ha apprezzato il progetto legato alla beneficenza. È un libro autobiografico, per raccontare un po' delle tue marachelle, diciamolo pure. Assolutamente sì, tra l'altro si legge tutto ad un fiato, perché sono tutti racconti che coinvolge chi lo legge. Sì, amori anche. Esatto, storie. Amori, ospedali, carabinieri, situazioni, liti, c'è veramente di tutto. La vita, diciamo, di un giovane che poi diventa un giovane scrittore. Cioè, hai pronto il prossimo romanzo? Ci stiamo lavorando, Però senza Covid, speriamo. Assolutamente. Covid ormai 41 giorni mi sono abbassati, ce lo siamo lasciati alle spalle, grazie al cielo. Non c'è manco più l'obbligo dell'isolamento. Esatto. E comunque, invece, questo di che si tratta? Puoi accennare così? Ma sto lavorando a un altro progetto legato sempre all'ambiente siciliano, a un progetto sempre legato alla beneficenza, perché per me è importante, è fondamentale questo, donare un aiuto a chi non può, qualcosa magari legato al mondo della cucina, però non voglio svelare altro. Vabbè, certo, ci mancherebbe. E poi sei il nostro ospite, sarai il nostro ospite appena il libro è pronto. Grazie. Ma tu fai parte di quella schiera fortissima, stiamo scoprendo noi, chi torna in Sicilia dopo anni, chi magari se ne è occupato di meno, di scrittori catanesi. Sì. È vero, siete un club sterminato, perché uno una volta pensava che il teatro stabile, la tradizione, Turifero, ma invece c'è la letteratura, è vero? Questo libro l'ho scritto io, quindi lo possono scrivere chiunque può scrivere libri, l'ho fatto io, lo può fare chiunque. Però in realtà siete siamo tanti, e c'è una bella rete a Catania di scrittori che
appunto buttano giù delle idee, poi c'è chi racconta romanzo, c'è chi racconta la propria vita, però l'importante è tornare a leggere, perché ormai con questi social ci siamo disabituati, ormai col dito passiamo veloce sullo schermo del cellulare, invece ritorniamo a gussarci le pagine di un libro. Poi, detto da me che scrivo per un quotidiano, il valore della carta è fondamentale. Senti, ma raccontaci un po' come diavolo ci sei finito in quell'appartamento senza luce? Ma perché in pratica era un appartamento dove abitava mia nonna, e mia nonna allora non c'era più, cioè non c'è più neanche adesso, però erano 8 anni che non c'era più, quindi quella casa era disabitata. Io, per non stare a contatto con la mia famiglia, ho detto: in quei momenti tu non capisci nulla, perché tra l'altro io sono stato abbastanza male, addirittura saturazione è scesa sotto il limite, mi volevano ricoverare, cioè io adesso sorrido, scherzo, però in quel periodo sono stato veramente male, quindi non ragionavo. Ho detto: la prima casa libera qual è? Quella di mia nonna. Sono andato lì e ho detto... allora poi non si sapeva nulla, era nei primi tempi forse, esatto, no? Perché tra l'altro tutti quanti mi dicevano: vabbè, una settimana, 10 giorni e ti passa. No, 41. 41 giorni, che però ha fruttato. Ha fruttato. C'è sempre da cogliere il lato positivo in tutto. Ma è bello che tu abbia sempre questo gusto per la positività. Speriamo naturalmente che non sia necessario più nessun trattamento così radicale per fare il prossimo romanzo. Simone l'animatore, racconti di un capovillaggio. Simone Gabriele Russo, collega della Sicilia, edizione Acquaria. Veramente complimenti. Grazie. Alla prossima, ti aspettiamo per il nuovo libro. Sarà un romanzo? Sì, certo, assolutamente sì. Ormai che ho preso questa scia, la proseguo. Benissimo, complimenti e grazie davvero per essere stato con noi. Adesso facciamo una pausa e durante la pausa mi fai una bella dedica, per favore. Grazie. State con noi, buongiorno Sicilia, fra poco parleremo di Barbie Mania. Buongiorno Sicilia, parliamo di Barbie Mania, è il film più visto del 2023, ha già superato il record di incasso di 1 miliardo e 3 milioni di dollari. Tutti ne parlano e dovunque ne vogliamo parlare con uno studioso di fenomeni di questo genere come il professor Davide Bennato, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Catania. Buongiorno professore, benvenuto. Allora, cos'è che fa così strabiliante questo film, oltre naturalmente il personaggio di Barbie, la bambola che tutti i ragazzini e le ragazzine conoscono da un po' di anni? Allora, sicuramente ci sono 3 motivi che rendono questo film di Barbie un fenomeno globale. In primo luogo, appunto, l'iconicità della bambola, perché tutti sanno che appunto la bambola Barbie è un prodotto celebre da tantissimo tempo, che ha attraversato diverse generazioni. Questione che ha a che fare con le caratteristiche del film, perché il film usa Barbie per fare un discorso molto ampio e molto stratificato, molto complesso sul concetto di femminismo, quindi anche propone una nuova, un nuovo discorso legato alle donne, al ruolo delle donne nella società contemporanea. E poi sicuramente c'è la componente del fatto che è un ottimo prodotto di marketing, cioè un film di cultura femminista, che è un po' curioso, no? Sembrerebbe una cosa leggera, invece non è vero. Non è proprio così, nel senso che, come tutti i film scritti in maniera accurata, Barbie ha un sacco di livelli di lettura. Cioè, io per esempio sono andato a vedere il film con mia figlia che fa la seconda media, quindi è ancora molto giovane. Lei si è concentrata sulla componente più pop, no? Più legata alla bambola, mentre io da genitore invece notavo delle riflessioni un po' sofisticate anche per quanto riguarda il ruolo della donna. Quindi la cosa affascinante è che è sicuramente un prodotto di marketing, questo non può essere assolutamente messo in discussione. La Mattel ha investito un sacco di soldi per rilanciare il proprio brand con Barbie, ma questo non vuol dire quindi delle nuove generazioni. Professore, lei diceva il marketing, ma anche la rete è stata naturalmente fondamentale per la diffusione e il successo di questo film. Addirittura leggevo un attimo fa che c'è pure Barbenheimer, fusione di Barbie e Oppenheimer, quello che si annuncia il film capolavoro di quest'anno dedicato al padre della bomba atomica americana, è vero? Allora, negli Stati Uniti
dato che i film sono usciti in contemporanea, diciamo così, in un momento di crisi della presenza del pubblico in sala, questo meme del Barbenheimer, cioè il fatto che le persone lo stesso giorno potevano godersi 5 ore di cinema grande e importante, prima vedendo Barbie e poi vedendo le 3 ore dei film di Nolan, Oppenheimer. Che ovviamente cominciamo ad avere delle difficoltà sono due nel film collegamento. comunque interessanti e importanti, e questo sicuramente ha dato, come si dice, un boost, cioè ha molto alzato la voglia di andare a vedere il film di Barbie. Confesso che questo è anche uno dei motivi per cui sono andato a vederlo anch'io. Quindi sicuramente la questione dei meme, la questione della cultura pop che ha cominciato a diffondersi online ha dato sicuramente un passaggio in più che ha permesso poi a Barbie di diventare appunto uno dei film di box office più importanti di questi ultimi anni, Davvero. rendendo Greta Gerwig appunto la prima regista donna ad aver raggiunto il $1 miliardo. E poi devo dire, è originalissima l'idea che nel mondo di Barbie e naturalmente le sue amiche siano convinte che, come dire, che il mondo sia a misura loro, a misura delle donne, no? Per cui a loro va tutto bene, vivono in un mondo dove hanno tutto, comandano tutto, vincono su tutto, non c'è il problema della cellulite, non c'è il problema del body shaming, è vero questo? Quindi rovescia, come dire, partendo da questo fa capire poi come vanno le cose, che non sono affatto così. Sì, la cosa affascinante del film è che appunto ha un attacco, secondo me il film è simpatico dal punto di vista narrativo per 2 motivi. In primo luogo perché c'è il meccanismo dell'inversione, cioè appunto cosa succederebbe se ci fosse un mondo perfetto basato sul naturale ideologico, cioè la riflessione su cosa voglia dire essere una donna nel XXI secolo. E questo lo colgono tutti, secondo lei, professore? Oppure invece magari c'è uno strato che ne apprezza semplicemente la dimensione pop del personaggio e del film? Beh, diciamo che il meccanismo narrativo è costruito per andare incontro a diverse sensibilità. Io ho visto per esempio un sacco di polemiche online più che risposte delle questioni. Secondo me da questo punto di vista incontra diversi gusti, no? Perché è uno di quei film che, avendo molti livelli di lettura, e anche prendendo posizione con diversi protagonisti, uno può anche scegliere il proprio punto di vista. Io dico la verità, ho difficoltà a immedesimarmi nel discorso profondamente politico di Barbie, mentre riesco a capire invece alcuni passaggi anche nella dimensione della critica, alcuni passaggi di Ken, ovviamente essendo un uomo riesco a identificarmi in quel tipo di personaggio, il che non però comunque mi permette comunque di apprezzare diciamo così, il conflitto protagonista-antagonista fra Barbie e Ken. L'ultima domanda che le faccio, professore, anche se lei dice delle cose interessantissime, visto però la difficoltà del collegamento, è questo. Ma dobbiamo ammettere con assoluta disinvoltura e con riconoscenza che il messaggio adesso passa attraverso, diciamo, veicoli da cui non ci si aspetta forse questo. Uno si aspetta che il messaggio passi di più da Oppenheimer che non da Barbie, è giusto? Beh, diciamo che come tutti gli oggetti culturali il cinema nasce per creare dibattito e soprattutto per diventare uno specchio di alcune tensioni che sono culturali. Quindi io dico la verità, e io andrò sicuramente a vedere anche Oppenheimer perché sono appassionato di Christopher Nolan, non mi sono mai perso un film in sala di Nolan, però devo dire la verità, sono entrambi 2 film molto diversi tra di loro, che però permettono anche di cogliere i tempi che stiamo vivendo da un altro punto di vista, cioè cercando anche di cogliere la sensibilità, come stanno cambiando le percezioni del tempo, ma soprattutto della nostra posizione in questo mondo che è sempre più complesso e di cui anche una bambola ci permette di riflettere su cose serie. Dopo Oppenheimer, la bomba atomica, è arrivata Barbie, insomma. Grazie professore, è stato veramente estremamente interessante ascoltarla. Ci scusiamo per le difficoltà tecniche, ma insomma la sostanza è arrivata e come. Adesso facciamo una breve pausa e subito dopo torneremo a parlare di Lampedusa. Avremo un collegamento importantissimo con il direttore della Croce Rossa a Lampedusa, Ignazio Schinto. State con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, a Lampedusa 41 morti, 4 superstiti dopo giorni e giorni che stavano aggrappati a delle gomme, a dei copertoni. Vogliamo parlarne con Ignazio Schinto, che è direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, che è a Lampedusa. Buongiorno, benvenuto. È inutile dire che noi ci complimentiamo per quello che fate. La prima domanda che le faccio è: come stanno i superstiti? Ha avuto modo di saperlo, che 4 superstiti? Sì, assolutamente. Intanto buongiorno. Allora, i superstiti da ieri abbiamo fatto supportati attraverso i nostri psicologi sanitari, ovviamente stanno fisicamente, stanno bene, insomma. Dal punto di vista psicologico sicuramente hanno avuto un trauma che ci vorranno 2 giorni prima che in qualche modo venga recuperato. Sono dei ragazzi, sono 2 minorenni, dovrebbero essere 3 minorenni e un maggiorenne, che sono partiti da Sfax giovedì scorso. Poi hanno avuto questo naufragio. In realtà, poi, come diceva lei, si sono salvati con delle camere d'aria utilizzate come salvagenti. Sì, camere d'aria utilizzate come salvagenti, e questa barca abbandonata sembra quasi un miracolo, insomma. Chiaramente loro si sono molto uniti, anche se sono conosciuti, da quanto ci hanno detto, in attesa della partenza. Non sono parenti fra di loro. E nemmeno erano parenti con le persone che risultano oggi dispersi in mare. Pertanto hanno chiesto di stare insieme, sono tutti e 4 insieme, hanno dormito, hanno mangiato, stamattina riprenderanno un po' le loro cose, in attesa che poi vengano trasferiti in un centro più adatto alla loro situazione. Certo. Grazie per questa importante comunicazione che ci fa, direttore. Tra i tanti giornali che abbiamo letto stamattina con il collega, abbiamo visto un titolo secondo me particolarmente azzeccato, quello di Avvenire, cioè morte annunciata, perché dobbiamo tenere presente, mi smentisca se sbaglio, che in questo momento c'è una situazione analoga in corso mentre stiamo parlando, con 31 dispersi di cui non si hanno notizie, e che per un naufragio avvenuto qualche giorno fa. È così, direttore? Guardi, io adesso non glielo posso confermare questo, ma è chiaro che la situazione della settimana scorsa, da giovedì, venerdì, che era sicuramente preannunciato, sì, un dramma preannunciato, perché il mare era veramente in condizioni terribili. Chi è partito da là era convinto che il mare fosse calmo. In realtà non sappiamo esattamente quanti fossero in mare e quanti realmente ce l'hanno fatta, perché sono numeri che si stanno verificando in queste ore, c'è un'indagine in corso, bisognerà capire poi al termine dell'indagine cosa scaturirà. Certo è che tutto l'impegno posto in campo dalla Guardia Costiera Italiana, dalla Marina Italiana, da Frontex, insomma tutte le persone impegnate in queste operazioni permette di salvare tante vite umane. È chiaro che poi ci sono delle problematiche che credo che si possa fare poco, perché evidentemente chi fa partire queste persone sicuramente sono personaggi senza scrupoli. Sì, non c'è dubbio. Save the Children calcola che solo quest'anno nel Mediterraneo, nel canale di Sicilia, lì ci sono già stati più di 2000 morti, nonostante il vostro ammirevole e importantissimo lavoro che svolgete, anche perché il numero dei migranti continua a crescere. Sono già quasi 100.000 i migranti arrivati dall'inizio dell'anno, 100.000. Basti pensare che nel 2021 erano sbarcati soltanto in 30.000, si sono triplicati in 2 anni, e nello scorso mese di agosto ci sono stati 5.000 sbarchi e il record è stato a luglio con 23.000 e tanti sbarchi, quindi diciamo è un continuo. Ora, direttore, lei che svolge un'azione umanitaria insieme con i suoi collaboratori di grandissimo rilievo, per la quale tutti dobbiamo essere riconoscenti, e contemporaneamente come dire,
tocca con mano questa realtà, qual è Lampedusa, ma qual è la questione della migrazione. Ogni volta che succede una tragedia come quella di ieri, siamo tutti a strapparci i capelli e poi però non succede sostanzialmente nulla. Addirittura recentemente c'è stata anche una missione della nostra primo ministro Meloni in Tunisia, credo anche con un sostegno economico a supporto di questo, e poi non è successo nulla ed è regolarmente così. Ma insomma, che cosa si dovrebbe fare, cosa si può fare al di là delle parole? Perché poi tutti commentano e dicono si deve fare questo, ci vorrebbe quello, ci vorrebbe quest'altro, l'Europa, e poi nessuno fa niente. Lampedusa rimane sempre quella. Guardi, io mi occupo di immigrazione da tantissimi anni. Come dice lei, se ne parla tanto, ma poi ci sono dei problemi veri che l'Italia non può affrontare da sola, ce lo diciamo sempre, no? Perché il vero problema è che l'Europa qualcosa sta facendo, ma è proprio in minima parte. L'Italia non può essere lasciata sola in questa emergenza, perché guardi, già avete parlato di queste attività come emergenza, forse una delle poche volte che qualcuno dice che è un'emergenza, perché in passato non si poteva usare questa parola, ma si doveva utilizzare qualcos'altro. Glielo dico perché l'ho vissuto in prima persona. Abbiamo capito che è un'emergenza. L'emergenza purtroppo dovrebbe passare attraverso una stabilizzazione. Le fasi dell'emergenza sono anche quelle del ripristino. In realtà il ripristino non c'è mai stato, ci sono stati tentativi di norme che hanno provato a regolarizzare questa situazione. Certo è che oggi c'è un problema vero, cioè noi stiamo rivivendo la stessa situazione del 2011, del 2016. Se lei pensa che solo a Lampedusa ad oggi sono passati oltre, dal 1° giugno, da quando noi siamo qua, oltre 34.000 persone, è un fenomeno importante. Adesso si può gestirlo, proviamo a gestirlo. Chiaro che poi i passi che si dovranno da giugno, fare. Mi scusi direttore, da giugno 34.000 persone sono passate dalle sue parti a Lampedusa. Assolutamente sì, sono 34.400 stamattina, stanno ancora arrivando, ci sono stati 1.000 arrivi stanotte, ci saranno dei trasferimenti. Devo dire che bisogna anche raccontare poi Lampedusa, perché Lampedusa era un qualcosa da tenere lontano, in realtà si sta gestendo ed è un lavoro che non solo la Croce Rossa sta facendo, ma tutte le organizzazioni presenti all'interno del centro, ognuno sta facendo la sua parte, dal Viminale all'UNHCR, UNICEF, insomma c'è un grande lavoro che si viene fatto qua. Il vero problema è poi dopo, perché questa è la fase del soccorso, poi c'è l'accoglienza. L'accoglienza in Italia evidentemente mancano dei posti, ma è anche vero che poi l'Europa dovrebbe rendersi, o meglio se ne è resa bene conto, ma evidentemente cercano di allontanare il problema. Dovrebbe essere più attento, una ripartizione, la cosa è l'uovo di Colombo, una ripartizione sul territorio, quella benedetta Convenzione di Dublino forse andrebbe rivista, che non può essere solo il paese di primo approdo ad accogliere, ma dovrebbero essere tutti. Sì. In realtà se ne parla tanto, ma poi se si vede i numeri, i trasferimenti verso altri paesi comunitari sono pochissimi. Direttore, la revisione di Dublino mi pare che sia all'ordine del giorno anche in Europa, cioè non dovrebbe essere più obbligatorio per chi mette piede in uno Stato rimanere in quello Stato come finora, con questo regolamento diciamo folle che si è dato l'Europa qualche anno fa, ha costretto poi la gente a scappare, perché poi la gente scappa e fa i clandestini. Ecco quello che è successo, non è che è successo che la gente rimane, ma quando mai? Però le volevo chiedere questo, direttore, una cosa importante, perché quella è la gestione, come ha detto lei, l'accoglienza, però c'è la prima fase che è ancora più drammatica, se vogliamo, che è quella dell'emergenza, come lei stesso l'ha nominata. Allora, che cosa ci vorrebbe alla luce della sua vastissima esperienza? Una missione europea, una missione italiana, le navi della Guardia Costiera aumentate di numero, non so, qual è secondo lei che tocca con mano, mi scusi, ecco, ma questo dramma, ma non è possibile che questi stiano con questi barchini, con queste schifezze e poi alla fine finiscano per morire in quella maniera? È possibile che non si riesca a organizzare una missione navale minima, umanitaria, per impedire questo rosario di morti?
Guardi, io credo che tutto passi attraverso anche la cooperazione, che si facessero dei progetti mirati a rinforzare i paesi della provenienza di queste persone. È chiaro che a volte non è semplice, perché abbiamo paesi che sono sicuramente paesi non sicuri, pertanto anche sicuramente una missione così come l'ha descritta lei c'è già stata. Certo salverebbe delle vite sicuramente, ma è quello che fanno normalmente, che sta facendo normalmente la nostra Guardia Costiera. In realtà è il problema che a monte, perché noi ci raccontiamo di quelli che muoiono sul mare, ma quanti muoiono lungo il viaggio nel deserto, per esempio? Certo, Quanti muoiono certo. Questa è sicuramente una cosa importante. Ricordiamoci un po' quello che ha detto il Papa, no? In realtà c'è un grosso cimitero là che si chiama Nord Africa, perché là arrivano. È evidente che bisognerebbe fare qualcosa là, però bisogna anche essere realisti. Quali sono le condizioni geopolitiche del paese che non permettono di fare delle missioni? Noi ne parliamo da anni questi. Cosa vuol dire? Certamente i corridoi, come stanno cercando di fare, aiuterebbero, ma qua non si sta parlando di migliaia di persone, qua si sta parlando di oggi di milioni di persone che si spostano da un paese all'altro e che bisogna mettere in atto il cambiamento del clima, bisogna della povertà, perché la povertà per questioni economiche è chiaro, la gente muore, per questioni economiche la gente fa le guerre, di conseguenza bisognerebbe lavorare. Non credo che sia di facile soluzione nell'immediato, e poi noi come Italia abbiamo la consapevolezza che bisogna fare, ma anche altri paesi, ma certamente il problema dei migranti non fa comodo a nessuno. L'ultima domanda, direttore, che stride naturalmente con le cose drammatiche di cui stiamo parlando. Il turismo a Lampedusa, curiosamente, no, convivono queste due anime a Lampedusa, voi magari neanche li vedete, giustamente avete ben altro da fare e ve ne interessate anche poco, però è anche quella una realtà che un po' stupisce, colpisce, continua a essere una meta, anche una meta ambita, un posto bellissimo, il mare meraviglioso e il turismo va avanti. Vedo che quest'anno soltanto a giugno sono sbarcati in 40.000 non profughi ma turisti. Guardi, se lei dovesse fare un giro su Lampedusa non trova un migrante, cioè, ci può essere il caso del migrante che esce a comprarsi qualcosa da mangiare, ma sono molto limitati, e non c'è chi arriva qua non si vede, ma semplicemente perché oggi abbiamo una media di attesa di 1 giorno e mezzo, pertanto non riescono nemmeno a uscire perché sono presi da tutta una serie di operazioni che vengono fatte. Il turista si stupisce perché quando anche noi siamo stati fermati chiedendoci come mai, dove fossero, succede che il turista viene col motorino qua davanti al cancello e dice ma qua ci sono qualcuno in modo improprio, parliamo, dicono i clandestini, non sono clandestini, sono richiedenti asilo, ma i clandestini sono richiedenti asilo che potranno poi riconoscere o meno il loro status. È chiaro che non si vede, cioè non è un problema, potrebbe diventare un problema che abbiamo analizzato tutta una serie di cose, da iniziare dalla raccolta dei rifiuti, perché abbiamo potenziato anche questa parte che gravava molto sull'isola, abbiamo ristabilito un contatto con la comunità e il turista venga tranquillo che si può fare. Io credo che bisogna dirlo questo, perché qualcuno dice che i turisti non vengono perché ci sono i migranti. In realtà il turista venga qua, si faccia una bella vacanza, in una bella isola dove uno si può riposare tranquillamente. Va bene, grazie direttore, lasciamo il suo prezioso lavoro, grazie per tutte le informazioni e considerazioni che ci ha fatto. Abbiamo parlato con Ignazio Schinto, che è il direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana. Adesso tiriamo un po' il fiato, ci facciamo 2 risate insieme, state con noi. Scusate le spalle. Uè, ciao Anna, ciao bella. Oh, è venuta anche tua figlia dall'università. Ciao, 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 ciao. Sono 15 anni che va all'università. Fa lingue. Azzo. Scusate, è libero? Ci può stare da posto in paradiso. Ciao, brutta fatta. Mia sorella. Piacere, piacere, piacere. Piacere. È sorda forte, non capisce una parola, devi fare tutto a gesti. Madonna, poverina, e come fa? Poverina, io so 40 anni che la sopporto. Beh, cantiamo, va bene. Oh Maria,
quando sei bella, sei la gioia e sei l'amore. Ave Maria, piedi grazie, amen. Guarda chi è trasuto. Chi è? Quella bella pezza di Filomena. Che coraggio a venire nella chiesa. Chi? Filomena. La figlia di Rocco. Rocco. Ah, è trasuto Rocco. Rocco, la figlia. La figlia. Filomena. Filomena, bella pezza. Ha fatto battaglie. Battaglie, D'Artagnan, Aramischi, tre boschettoni, battaglie. Signore mie, pigliate domani mattina una botta secca, Ave Maria, pendi grazie a me. Fossero sante le parole Fossero sante, Ave Maria, pendi grazie a me, Ave Maria, pendi grazie. Filomena tiene l'amante. Lo sapeva già. Filomena tiene l'amante, com'è amante? Amore. Cuore. Cuore. È stata colpita da Cupido. È stata colpita da Cupido. Amore, cuore, Cupido. L'arco. La freccia, ti inganna una freccia. Signore mio, domani mattina sotto un tir faccio fa pure la retromarcia per sicurezza. Ave Maria. Fossero sante le parole Fossero sante. Ave Maria, pieni di grazie, amen. Ave Ogni Maria. sera viene l'amante con la macchina. Lui bussa e lei scende. Ogni sera viene l'amante con la macchina. Rocco munge. Munge. La macchina. Utaralla di Rocco. Siamo in chiesa, che so si fanno sti gesti in chiesa? Lui bussa e lei scende. Rocco! Appena scende si leva l'anello. Appena scende Rocco! è morto! Tumulato! È rimasto un po' di cemento qua, la foto. L'hai fatto morire a Rocco. E non la finì a più. Ave Maria, beh, che c'è? Lascia stare. Che grida un po' mia sorella, che posso fare la postaccia di mia sorella? È sorda! Vergognati Teresa, parli proprio tu che vieni in chiesa a 96 anni senza nemmeno un utente! Vergognati! Dove te la metti la comunione? In tu panino cu kebab? Scusa, una curiosità. Scusa, una curiosità, ma quando siamo venuti qua tu non zoppicavi un po'? Sì, ma quando mangazza mi addrizza. Vabbè. Comunque guardate avanti, lasciate perdere, guardate avanti, sguardo alto e preghiera. Questa è gentaglia, No, questa no, è gentaglia. no, io guarda, lo so, no. io lo so, perché ci vogliono... Sgualdrina! Siamo in chiesa! Non si dice sgualdrina in chiesa. No, perché sono senza soldi. Ah, non capisce, quando uno è senza soldi... Sgualdrinata, non sgualdrina, sgualdrinata. Sgualdrina offende in chiesa. Sgualdrinata! Senza gridare. Sì. È puttana! Sei seduto? No, fino a casa del vescovo, no. Guardate avanti. In chiesa si viene per pregare. In chiesa siamo tutti cristiani, tutti figli di Dio. Ci scambiamo la pace e prendiamo la comunione. Quando usciamo dalla chiesa... una sbranca di ferro in testa, ma in chiesa no, se no che cristiani siamo. E io lo so, io prego anche per il nemico. Ma non sono nemici, sono cristiani come a noi. Dobbiamo avere solo un po' di tolleranza. Io li tolgo, io ho fatto 40 anni di cataclisma ai bambini. Abbiamo capito. Pure io ho fatto il cataclisma da lui. E non è morta ancora. E io lo so, perché se vuoi andare in paradiso devi pregare anche per chi sparla di te. Sparlate, tanto non ci tengo. Tanto prima o poi noi andiamo in paradiso. Prima se ne va mia sorella fra una mesata e dopo anche voi. Guardate avanti Ave e Maria, basta, Pidi, grazie. Guarda avanti. Ave Maria, Pidi, calma. No, mamma mia, sputate in chiesa fino a sesto banco, pazza! Terza a Seul nell'88. Sì, alle Olimpiadi. Ave Maria, Pidi. Ma basta! E ringrazio che non tengo catarra. Oh Maria, quando sei bella. Allora insieme stasera alle 21:30 da non perdere, vediamo un po' ancora i quotidiani, Angelo. Sì, diamo un'occhiata ai quotidiani stamattina, approfondiamo alcune notizie che sono sulle pagine interne dei quotidiani, partirei proprio dal fallito il vertice di Belém sull'Amazzonia, la Sud America. Ma questa è tragica sta cosa. È una brutta storia, perché è saltato anche, pensa, l'accordo sull'azzeramento, scrivono stamattina, della deforestazione entro il 2030, quindi
evidentemente non si sono messi d'accordo, non hanno trovato una intesa. Ma la curiosità di stamattina, c'è un'intervista al premier albanese. Qualche giorno fa noi parlavamo nel nostro Lo sai che l'Avlora, sì, il dramma del no. Novecento, quando arrivarono praticamente gli albanesi in Italia. Adesso dice l'Avlora, un dramma del Novecento, ma ora siete voi italiani a venire in Albania. Questo è quello che racconta il premier albanese in un'intervista che ha rilasciato a Repubblica. Sempre sulle pagine interne andiamo a chiudere con una notizia che riguarda la sanità, perché la stampa sta insistendo parecchio su questo tema e pare che la sanità è il bancomat di Stato. Dal 2010 ci sono stati tagli continui, 37 miliardi, 25 operatori sanitari in meno. Tutti i governi hanno ridotto gli investimenti e adesso l'Unione Europea è sempre più lontana. Questo è il dato che viene fuori dalla sanità. Per modo di dire. Ma questo è il momento delle stelle di Marco Amato. Ciao Marco, buon caffè. No, senza caffè. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, il caffè com'è? Bello caldo, ti tira su, beato te. Esatto, bello caldo, appena sveglio. Ottimo. Oggi hai preso di mira qualcuno oppure sei più buono? Sei più... Sì, oggi l'occhio delle stelle si rivolge ad un'icona che amo molto, che fa parte sempre del mondo del nuoto, è Gregorio Paltrinieri, assieme alla altrettanto illustre collega, la Fiammingo. Eccoli qua, tutti felici nelle acque, probabilmente lì vicino a Citrezza, no? Deve essere lì, Taormina, chissà, beati loro. Allora, entrambi, uno vergine, lui, Gregorio, ho avuto anche modo di conoscerlo alla piscina comunale di Palermo, e lei cancro. Ecco, mi è sembrato interessantissimo vedere come la loro presenza ai mondiali di nuoto sia stata incidente, notevole, hanno vinto qualche bronzo, qualche argento, ci si aspettava di più da loro, ma non è successo, almeno questo da un punto di vista di aspettativa sportiva, mentre invece tutto ciò che ha generato la natura delle loro vittorie è stato assolutamente guadagnato tramite un periodo che da un punto di vista astrologico non è stato sicuramente dei migliori, eppure sono stati decisamente bravissimi, perché non è andata Vergine con Mercurio e Marte nei gradi zodiacali, quindi con un grado di difficoltà notevole, Cancro perché ha tutta una serie di pressioni notevoli. Ecco, vedete, mi è piaciuto analizzare proprio come la situazione planetaria possa più o meno favorire due segni zodiacali, ma anche come nel deterrente riuscire a far ottenere comunque dei risultati che non sono comunque quelli ottimali. Vergine, come tutti i Terra, a Marte e Mercurio li rendono assolutamente forti di affermazioni e desiderosi anche di uno stop, di un riposo, mentre invece i Cancro hanno tutta una serie di esplosioni di aspettative rispetto alla Luna che li rendono a volte confusi, a volte anche non comprensibilmente semplici da capire. Pesci e Scorpione altrettanto, anche se lo Scorpione rimane più centrato, Pesci un pochino più creativo. Bene anche per il Fuoco, che hanno una concentrazione maggiore nel segno del Leone, per adesso facendo divertire l'Ariete, appesantendo il Leone e rendendo libero il Sagittario. Gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario vagano verso tutta una serie di suggestioni un po' più libere, primo tra tutti l'Acquario, secondo il Gemelli, Bilancia con ancora qualcosa da risolvere.
Bene, benissimo, grazie per questi consigli, suggerimenti e interpretazioni del nostro Marco Amato. E adesso passiamo a, lo sapevate che il 10 agosto del 1258, qualche anno fa, nella cattedrale di Palermo veniva incoronato, eccolo qua, vedete, gli mettono la corona sul capo, re di Sicilia Manfredi, il figlio del grande Federico II di Svevia. Nel 1500, 10 agosto, l'esploratore spagnolo Diego Díaz, dopo aver circumnavigato l'Africa, scoprì il Madagascar, che inizialmente, proprio perché l'avvistamento della grande isola avvenne il 10 agosto, lo battezzò come isola di San Lorenzo. E poi, il 10 agosto, ma di 19 anni dopo, Ferdinando Magellano parte con 5 navi da Siviglia con l'obiettivo di circumnavigare il globo terrestre. Riuscirà nell'impresa che si era prefissato. Il 10 agosto del 1810 nasceva a Torino Camillo Benso, conte di Cavour, che ricorderete tutti è uno dei maggiori artefici dell'unità d'Italia. A proposito dei conflitti che hanno portato alla nascita del nostro paese, l'Italia, questo è l'anniversario, il 10 agosto, di Bronte. Ci hanno fatto anche un film bellissimo, perché proprio il 10 agosto del 1860 Nino Bixio, i garibaldini, hanno fatto fucilare 5 persone ritenute responsabili dei massacri che c'erano state nelle rivolte popolari dei giorni precedenti. Insomma, una pagina veramente nera dei garibaldini ai danni di noi siciliani, una vicenda con molti lati oscuri che ha ispirato anche scrittori come Verga, come Sciascia, come Carlo Levi e, ripeto, anche un film molto bello. O Cavallina, Cavallina storna che portavi colui che non ritorna. Tutti certamente ricordate questi versi. Bene, l'assassinio del padre Ruggero, che ispirò questa poesia immortale a Giovanni Pascoli, avvenne proprio il 10 agosto del 1867, mentre il 10 agosto ma del 1893 ad Augsburg Rudolf Diesel fece per la prima volta funzionare il motore alimentato a gasolio, che ha preso poi il suo nome. Hai visto? Diesel. Sempre il 10 agosto dello stesso anno, cioè del 1893, nasceva la Banca d'Italia, una unione di 4 tra i più importanti istituti di credito dell'epoca. Siamo nel 1893. E ora facciamo un passo, diciamo, in avanti notevoli. 10 agosto del 1974, i servizi segreti militari del SIFAR, stiamo vedendo una pagina dell'epoca, diedero alle fiamme nell'inceneritore di Fiumicino dei dossier. Appartenevano a 322 persone, tutte alte cariche dello Stato e delle forze armate, imprenditori, magistrati, presidenti di banche, politici, affiliati alla loggia massonica P2. Il primo esempio di dossieraggio nel nostro paese, che a quanto pare continua ancora. Ultimo, sai che oggi è il compleanno, eccolo qua, l'avete riconosciuto, lui è Giampiero Anelli, ma noi lo conosciamo con il nome d'arte che è Drupi, gli facciamo tanti auguri e vi facciamo ascoltare uno dei suoi più grandi successi, Vado via, anche noi ce ne andiamo via, ma domani torneremo. Vado via con Drupi, buona giornata, buongiorno Sicilia. A domani.